Faccio fatta la pasta alla maresciallo. Pasta alla Poi maresciallo. faccio come che saprete. Sabato, vieni a mangiare. Favorito, capo consolato. Maresciallo aveva ragione. Zia Teresa, buongiorno. Qui, Salvatore, Come va? Come state? stato so bene. Ti faccio fare un bello piatto omerichia. Un primo piatto? Sì, voglio fare un bello piatto e la pasta con i maresciallo. Pasta alla maresciallo? Sì. Mai sentita? E poi ti faccio sentire. Tu che dici? Mi stai sentendo? Ecco qua. Adesso cosa è questa? Stiamo tagliando una Una cipolla? bella cipolla, perché ci vuole la cipolla. Un maresciallo ti piaceva la cipolla. Solo che a me bianco, la cipolla, il maresciallo non chiagneva. Ultimamente stai tagliando spizzi, zia Teresa, stiamo Sì, facendo la il vedo con cipolla. fega, la vedo che stiamo chiagnando spesso. Ma l'ultimo lo facciamo con la genovese. La prossima volta facciamo a Una genovese? bella genovese, saprà. Vabbè, genovese non ha bisogno di presentazioni. No, però facciamo un puzzatiello la genovese. Ah, no, la pasta. Facciamo un bello puzzatiello. Ogni tanto andiamo a cambiare. Ho tagliato la bella cipolla, vedi? Ma già andiamo a soffriggere. Eccoci qui ai cornelli. Ecco qua, sabato. Abbiamo messo olio in padella, Mettiamo la cipolla. cipolla nell'olio, la facciamo ammorbidire, dorare, giusto? Sì. Ecco qua. Io oggi compro la pancetta già tagliata. Però se viene la pancetta tesa, che tu metti tu, viene ancora più saporita. Vabbè, Ecco, ci accontentiamo. ti accontentiamo. Bene buono stesso, bene buono. Ecco qua. Pancetta insieme alla cipolla nell'olio. E facciamo bello rosa rosa. Ho messo pure l'acqua per la pasta. Già avete visto pure l'acqua. Sì. Ecco qua, sabato, ci manca poco la fiamma, ma facciamo la sola tanto bella. Abbiamo fatto rasolare un poco. Pancetta e cipolla E nell'olio. ora mettiamo un po' di salsa. Passata di pomodoro? Sì, ma non molto. Mezza bottiglia per Sì. 2 persone. Mettiamo un po' di sale. Sale? Sale. E mettiamo a fuoco lento. Piano piano si fa. Lo Vedi? facciamo stringere a fuoco lento. Sì. Ecco qua. L'acqua bolle e adesso mettiamo anche la pasta. Ecco qua. Un po' di sale. Saliamo la pasta. Sì. Come sempre, ovviamente. E Ecco. aspettiamo che si fa. Il tempo che si fa la pasta, si stringe anche il sugo e lo completiamo perché manca ancora una cosa che non abbiamo detto. Quando la pasta è quasi pronta, noi abbiamo a mettere la panna. Panna? E che lo maresciallo ci piaceva la panna. Io conoscevo per dire. Sì. E noi ci mettiamo la panna, vedi? Ecco qua, bellissimo. Ecco. Quindi salsa Cipolla, pancetta e e panna. panna. Buonissimo. Poi faccio che ti faccio mangiare. Aspettiamo che sia pronta la pasta. Nel mettiamo- frattempo si completa il sugo Sì. e mangiamo. E ti faccio mangiare, stai in via. Ti deve la pasta pronta? Ecco, prontissima. Ecco qua, la scoliamo e andiamo A mettere. nel nostro sughetto. Coliamo tutta la pasta in pentola e giriamo. Ecco. Facciamo Vedi? cuocere un altro po' nel sugo. Sì, faccio via poco sapore. Pronta? Prontissima. Andiamo ad impiattare. Ecco qua. Bella cremosa zia Teresa. E che la panna è cremosa. Il nostro piatto è pronto. Andiamo a assaggiare. All'assaggio. Fatelo vedere per bene. Ecco qua. Bellissimo, belle cremose. Faccio fatta la pasta alla maresciallo. Pasta alla Poi maresciallo. faccio come che saprete. Sabato, vieni a mangiare. Favorito, capo consolato. Maresciallo aveva ragione.